nel nostro programma elettorale c'era l'idea del bacino unico integrato che alcune realtà regionali già hanno studiato. Noi lo stiamo studiando, tra l'altro in questi giorni, e stiamo cercando di fare tutte le valutazioni del caso per eventualmente portare dei benefici al nostro territorio e ai nostri cittadini. Questa è la proposta del presidente della Regione Veneto Alberto Stefane in tema di raccolta rifiuti per garantire su tutto il territorio servizi più omogenei ed economie di scala che andrebbero a migliorare i servizi per i cittadini. Lo ha detto a Borgorico, paese di cui è stato sindaco, al convegno organizzato da ETRA in cui si è parlato del futuro della raccolta dei rifiuti, della tutela dei lavoratori e delle innovazioni operative nel settore. Il rifiuto oggi deve essere visto non come rifiuto, lo chiamiamo rifiuto, ma è materia prima, perché nel momento in cui dal rifiuto ricaviamo il metano, dal rifiuto ricaviamo l'energia elettrica, la carta la ricicliamo, il vetro lo ricicliamo, voi capite che nella filiera diventa materia prima. La gestione dei rifiuti ha un ruolo sempre maggiore nella nostra società e va visto come un'opportunità. La raccolta dei rifiuti è una tematica molto difficile da affrontare, anche perché il bacino di Etra va dai Colli Ugani ad Asiago, dunque dei territori anche molto diversi uno dall'altro, e dobbiamo trovare la soluzione migliore per creare un sistema integrato che vada a soddisfare le esigenze di tutti. La salute e il benessere fisico dei lavoratori del settore sono fondamentali. Per preservarli è necessario mettere in campo azioni di prevenzione. Fondamentali sono le misure di prevenzione che possono essere messe in campo, che ETRA ha appunto messo in campo, partendo da un'attività di promozione della salute con stili di vita e attività motoria, che è un elemento che può migliorare la prevenzione dell'insorgenza di queste patologie, poi con attività di sorveglianza sanitaria per appunto proteggere maggiormente i lavoratori, e poi soprattutto con tutta un'attività di prevenzione primaria di tipo organizzativo, di tipo strutturale, con parco mezzi adeguato per la raccolta e soprattutto con attività di valutazione del rischio che tenda a ridurre la gravosità dell'attività lavorativa, avendo cura di meccanizzare il più possibile le attività lavorative. Il Veneto, dai report nazionali ed europei, ha dimostrato la sua propensione al riciclo, attività che può e deve essere comunque migliorata. A livello europeo, già negli anni passati, noi abbiamo dimostrato nei confronti anche di altre parti d'Europa che il Veneto come realtà è già un'eccellenza. Possiamo fare di più, possiamo fare di meglio. È chiaro che dobbiamo cercare di approfittare delle conquiste che vengono fatte a livello tecnologico per cercare di evitare tutta quella attività che va a pesare